Proseguono ricerche e indagini a Lampedusa dopo la strage di migranti poco prima dell'alba di lunedì scorso. Ascoltiamo il procuratore aggiunto di Agrigento sul posto, Salvatore Vella. Abbiamo iniziato a sentire i superstiti, li sta sentendo la squadra mobile di Agrigento e chiaramente sono tutti in stato di shock, quindi stiamo procedendo non molto velocemente con gli interpreti a disposizione. Attualmente si parla di una traversata che sarebbe partita dalla Libia con una sosta in Tunisia e adesso stiamo accertando quello che è successo nell'ultimo tratto di mare. È strano che siano partiti con queste condizioni di mare che non erano ideali per fare questa traversata. Vi hanno detto di essere stati sulla barca in quanti? Il numero è superiore a 50, quindi ci sono diversi dispersi attualmente in mare, ma anche questo è in fase di accertamento. Tutte le salme fino adesso recuperate sono soltanto donne, i superstiti invece sono 13 uomini e 9 donne. Stiamo sentendo chiaramente i superstiti, le ricerche continuano anche se sono estremamente difficoltose per le condizioni del mare. Abbiamo mezzi della Guardia Costiera che ha dato la massima disponibilità e anche della Guardia di Finanza. Speriamo di utilizzare anche i sommozzatori, ma attualmente le condizioni meteo-marine non lo consentono. Sulla dinamica? Sulla dinamica è un classico, cioè l'imbarcazione non era in condizione di affrontare la traversata con tutta questa gente a bordo, nessuno a bordo sembra avesse mezzi di soccorso individuali. Ci raccontano di diversi bambini a bordo, anche molto piccoli, che attualmente non sono tra i sopravvissuti. La barca si è capovolta? Sì, le condizioni meteo-marine erano pessime, quindi mare forza 3, verosimilmente già imbarcava acqua e non riusciva a governare, quindi probabilmente il motore era andato e questo è avvenuto davanti agli occhi della nostra Guardia Costiera, che hanno fatto quello che potevano. Tunisini e Tunisini e sud-sahariani.